Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Inizia con l'autunno, il momento delle stagioni musicali, e abbiamo il piacere questa mattina di ospitare l'Orchestra di Padova e del Veneto attraverso la figura del suo direttore musicale ed artistico, il maestro Marco Angius. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, ben ritrovati. Allora, siamo ormai pronti per la stagione che inizia proprio questa sera con un bellissimo concerto all'Auditorium Pollini, in attesa di avere finalmente uno spazio nuovo per la musica a Padova, auditorium che comunque è stato in fase di, come si potrebbe dire, ristrutturazione per essere accogliente per il pubblico di questa stagione, e sarà senz'altro una stagione interessante e piena anche di suggestioni particolari, perché già dal titolo si chiama La voce di Orfeo, quindi una stagione musicale di un'orchestra che parla di voce. È già lì che c'è qualcosa che infrange i canoni, no? Sì, Voci d'Orfeo è il titolo di questa nuova stagione che ho scelto, come si può vedere già dalla locandina, è collegata a un dipinto di De Chirico. Orfeo è una sorta di traghettatore, di simbolo mitologico della musica, e è stato anche nei secoli uno, come dire, delle figure cui i musicisti hanno dedicato opere e composizioni. Nella stagione stessa abbiamo inserito alcuni di questi lavori fin dal primo concerto di stasera con l'Orpheus di Liszt. Ecco, quindi Orfeo come mito e come produttore, generatore di suoni, di musica. Quindi le voci d'Orfeo, ci sono ancora le voci del mito, il mito riesce ancora a parlare al presente. Ecco, questo è un po' una sorta di percorso che ho voluto ideare attraverso la musica, sia quella dedicata ad Orfeo, sia in generale a quello che è oggi per noi questa figura. Io penso di sì, io rispondo per parte mia a questa domanda. Il mito parla, ha parlato attraverso i secoli, quindi credo che sarà in grado di parlare anche in questo mondo un po' convulso e complicato, e sicuramente poi entrando anche nella storia di questa stagione capiremo come si può inserirlo in un dialogo contemporaneo. Io devo fare intanto i complimenti al maestro Angius, perché è appena stato riconfermato alla guida dell'Orchestra di Padova e del Veneto, e questo senz'altro gli darà modo di continuare in un percorso che ormai dura da 7 anni insieme con l'orchestra, che è stato anche un percorso di ricerca e di sviluppo nella direzione del contemporaneo e anche della ricerca musicale degli autori veneti. Sì, diciamo che questo percorso continuerà. E il mio obiettivo è quello di strutturare molto i contenuti di tutta, non solo la stagione, ma quella che è l'attività dell'orchestra, che si produce in circa 100 concerti ogni anno, quindi una media molto alta, che richiede molte idee, molta fantasia e appunto, come ha detto lei, molta innovazione. Per questo motivo diciamo che l'OPV è diventato quasi un caso a livello nazionale, perché si tratta di un'orchestra regionale che ha una vocazione, che ha sviluppato in questi ultimi tempi una vocazione fortemente di ricerca, e il Ministero stesso, il MIBACT, ha premiato recentemente questo indirizzo, diciamo così, questa linea, ed è un motivo per me anche di continuare a approfondire e a mettere in evidenza quelli che sono i rapporti del nostro presente molto complesso, molto sfaccettato, con quello che è il grande repertorio sinfonico che un'orchestra come questa deve coltivare, e quindi attraversa le varie epoche, dalla musica più antica, dal barocco fino a oggi. Ma la cifra su cui ho voluto lavorare è proprio quella di spiegare, di far capire che ciò che noi riteniamo sia antico, appartenga a un passato, in realtà non è così lontano, è molto più presente di quello che si pensi, e è molto importante che questo presente, il nostro presente, sappia rileggere, sappia riscoprire il passato. Quindi da un lato è un'operazione che può sembrare archeologica, infatti musica e museo hanno lo stesso etimo,
Dall'altro lato però non c'è un'accezione negativa o semplicemente di restauro conservativo del passato, ma c'è anche un'accezione appunto di scoperta che la musica proprio con il suo linguaggio molto astratto e molto capace di aggregarsi ai significati può fornire, ecco. Ecco, tanto per tradurre anche in un linguaggio, sì, no, perché per lei sono concetti chiari che dentro la sua mente senz'altro sono tutti i contenuti di questa stagione, ma noi ancora non la conosciamo, quindi dobbiamo trasferirlo anche al nostro pubblico. Per esempio ci sono due cose molto belle all'interno della stagione, penso ai canti di Puccini, che sono un po' anche l'interpretazione di quello che lei sta dicendo, quindi Puccini, diciamo una delle bandiere del bel canto italiano, però all'interno di un percorso molto particolare all'interno della stagione. Sì, lei ha colto un po' quello che è uno dei cuori, diciamo così, della stagione stessa, un concerto dedicato alla musica italiana del Novecento in realtà, Respighi, Malipiero e Puccini, tuttavia non è un Novecento diciamo di consumo, un Novecento turistico, ma è un Novecento di riscoperta. Alcune delle liriche giovanili di Puccini e perfino un pezzo come Crisantemi, che è un pezzo per archi molto noto nell'ambiente musicale, è stato orchestrato, cioè un giovane compositore di oggi, Marco Quagliarini, ha riorchestrato in stile pucciniano queste liriche giovanili e di fatto le ha reinventate, le ha fatte riscoprire, rinascere, e quindi sarà una prima esecuzione assoluta di un repertorio in realtà che è molto comune, diciamo così, anche per i melomani, ecco. Quindi mi intriga molto il fatto che alcuni nomi che noi colleghiamo alla grande tradizione lirica italiana presentino però al proprio interno delle possibilità di riscoperta e di lettura da un'angolazione che non è quella consueta a cui facciamo riferimento. Ecco. Che bello, dai, tra l'altro appunto sono proprio delle esecuzioni anche in prima assoluta, faceva riferimento a Respighi, per esempio, ci sarà proprio l'esecuzione di questa Berceuse 1902 ed è una prima esecuzione mondiale. Sì. Diciamo che per me è stato molto emozionante vedere dal vivo, aperta proprio sul tavolo, uno dei tavoli della Fondazione Cini di Venezia, questa partitura manoscritta di Respighi, mai pubblicata e mai eseguita, almeno di quello che sono le nostre notizie, se non in forma più privata, e quindi sarà una prima esecuzione assoluta. È un lavoro giovanile di Ottorino Respighi, che è un compositore importantissimo del Novecento, di cui la Fondazione Cini appunto possiede tutto il lascito, e questo concerto, in particolare questo piccolo brano, si tratta di un piccolo brano per archi, fa parte, è una sorta di prima pietra con cui intendiamo rapportarci a collaborare con la Fondazione Cini per il futuro, per la riscoperta del repertorio non solo veneto ma in generale italiano del Novecento presente in questo fondo, sia da un punto di vista concertistico sia da un punto di vista discografico. Quindi io credo che una delle funzioni di un'orchestra come la nostra, di un'orchestra regionale, sia proprio quella di valorizzare il repertorio e soprattutto far rete con altre istituzioni, con altre fondazioni che si trovano sul territorio per avere una valorizzazione appunto culturale e di riscoperta. Credo che sia uno dei compiti più alti che noi possiamo avere, collegandoci a una tradizione e ripresentandola in maniera rinnovata. Bello, perché anche ci dà modo di parlare dei tesori che abbiamo sul territorio, la Fondazione Cini, probabilmente anche sulla scorta del lavoro fatto nella musica barocca, appunto, sta a questo fondo dove ci sono le partiture di moltissimi compositori, tra cui appunto anche Ottorino Respighi, quindi non solo veneti, ed è un tesoro, penso, perché muove probabilmente tutto un mondo di studiosi, di direttori, di ricercatori. Sì, esattamente. E forse anche un ritorno economico questo delle partiture
Beh, sicuramente un fondo che rimane tale sarebbe qualcosa di più nascosto, no? Rispetto al fatto di essere invece eseguito e diventare qualcosa di un patrimonio di tutti. che rivive nell'aria, diciamo così, grazie alla musica. E questo è un progetto che mi auguro che riusciremo a portare avanti sottoscrivendo proprio insieme alla Fondazione Cini un accordo di collaborazione pluriennale che possa portare appunto alla riscoperta di questi compositori. C'è, oltre a Respighi, c'è Alfredo Casella, c'è Nino Rota, c'è Niccolò Castiglioni, Fausto Romitelli, di cui nel 23 ricorrono i 20 anni dalla morte. Quindi abbiamo una sorta di excursus che va dal primo Novecento italiano fino alla musica d'oggi. E questa collaborazione appunto, come diceva lei, troverà diversi punti concreti, non solo quelli concertistici e discografici, ma anche di studi, di lezioni concerto, di conferenze e via dicendo. Stiamo lavorando anche a un'ipotesi di workshop proprio per giovani direttori che possa vedere l'Orchestra di Padova in residenza presso l'isola di San Giorgio alcuni giorni, e che proprio per dare modo di approfondire contemporaneamente uno studio tecnico-teorico a quello della messa in atto concertistica. È un sogno proprio anche per chi fa musica, no? Poter vedere le partiture originali, studiare, approfondire questo direttamente dalla fonte, diciamo. Non è sempre possibile e quindi tra l'altro non abbiamo ancora detto, ma lo diciamo subito, che c'è un leitmotiv, un ulteriore leitmotiv in questa stagione, numero 57, quindi ci avviamo verso il 60°, quindi un traguardo importante, con l'esecuzione di tutte le sinfonie di Mendelssohn, quindi anche questa proprio è un'altra lettura di questo calendario. Sì, nella presentazione della stagione parlo di Mendelssohn come l'Orfeo di Amburgo. Ecco, Orfeo si reincarna nelle varie voci dei vari compositori delle varie epoche, di diversa origine geografica, diciamo così. La integrale delle sinfonie di Mendelssohn è un po' nel codice genetico dell'Orchestra di Padova e del Veneto, che le aveva incise ed eseguite in passato sotto la guida di Peter Maag, che è il grande direttore che ha segnato un po' nel passaggio di secolo le vicende anche di questa orchestra e anche il repertorio. Ecco, secondo me è molto importante tenere presenti le radici di un'orchestra e nello stesso tempo guardare in avanti con un repertorio più contemporaneo. Quindi questa è stata sempre una mia azione, diciamo, di studio, di approfondimento e di rispetto verso quella che è la grande storia di questa orchestra, e che, come ha detto lei, ha una vita molto lunga, e nello stesso tempo però di guardare al presente e di guardare ad altro tipo di sfide e di ricerche. Quindi fare l'integrale di Mendelssohn significa in qualche modo rispondere a quello che è il codice genetico dell'orchestra e anche approfondire un compositore che ha una scrittura orchestrale talvolta molto virtuosistica. Penso a sinfonie come la quarta, l'italiana, e un'orchestra ha bisogno di confrontarsi costantemente con questo tipo di impegno e di scrittura musicale. Beh, vedo che comunque appunto proprio anche questo discorso si ritrova poi nella programmazione con l'affiancamento magari in una stessa serata di una sinfonia con un compositore del Novecento, e quindi c'è anche modo di dialogare appunto. Sì, questa è diciamo, è la struttura, è la strutturazione a cui punto, avere sempre un'integrale sinfonica nella stagione, avere sempre un concerto dedicato al Novecento italiano e spero che in futuro questa linea, diciamo, leggibile anche da qualsiasi persona del pubblico, degli abbonati, sia un elemento che contraddistingue la stagione e la programmazione. Ma diciamo che dico sempre, l'ho detto per tanti argomenti, lo dico anche per questo, anche se non avrei mai immaginato di dirlo, che nessun vento è favorevole al navigante che non sa da che parte andare, no? Quindi l'idea di avere una direzione già, diciamo, incanala, condivisa, meno condivisa, buona, insomma la direzione perlomeno uno fa una scelta, la fa strategica, e questo sicuramente ha aiutato anche l'orchestra in questo momento ad ottenere quel bel
punteggio che il Ministero della Cultura vi ha dato, quarti in Italia, perché molta parte degli attuali delle valutazioni che adesso il Ministero fa sono proprio legate anche ai progetti, a come vengono strutturati i progetti, l'innovazione nel progetto, la qualità del progetto, quindi questo sicuramente ha contato anche. Sì, questo importante, chiamiamolo riconoscimento, comunque c'è una graduatoria nazionale con un punteggio e dopo il Covid per la prima volta questo punteggio è stato concentrato esclusivamente sulla direzione artistica e sulle sue caratteristiche, quindi ci sono una serie di parametri e fortunatamente non solo li abbiamo rispettati ma li abbiamo resi concreti, diciamo, ecco, non solo come obiettivi. Ciò che viene premiato dal Ministero è sicuramente una continuità di programmazione, un po' come lei ha detto prima, una progettualità a medio-lungo termine in cui un'orchestra possa realizzare determinati obiettivi, altrimenti sarebbe difficile cambiare sempre direzione. Sì. Per questo ovviamente occorrono degli anni, no? Perché negli anni ci si arricchisce vicendevolmente. Per me l'esperienza di questi anni è stata straordinaria e c'è stato un arricchimento reciproco, diciamo, tra me e l'orchestra, perché io ho bisogno di imparare, di scoprire attraverso la messa in atto dei concerti, della programmazione, l'efficacia, diciamo così, di questa ricerca. Quindi credo che il riconoscimento ministeriale ci faccia ben sperare per il futuro. Insomma, siamo ovviamente nella parte alta, diciamo così, di questa classifica e ci auguriamo di continuare così al meglio. Sì, diciamo, insomma, dai, quarto posto, siamo appena sotto il podio, diciamo, quindi sì, a un punto dal terzo. Si può ancora gareggiare per certo, il podio certo, l'anno prossimo. Certo. È una sfida ancora aperta, dai. Beh, comunque un ottimo traguardo. Io dico sempre, questa città ha dei tesori e dovrebbe amarli di più, perché questo io penso, però insomma si lavora alacremente e speriamo che il pubblico risponda con entusiasmo, nonostante i venti terribili di crisi che investono il nostro paese. È un po' preoccupato di questo o no? Lo sono perché vedo, anche confrontandomi con altri colleghi e con altre istituzioni, anche fuori Italia, che questo problema di richiamare l'attenzione del pubblico e anche più banalmente, ma non banalmente, di riempire le sale sussiste per tanti motivi e per tanti fattori. Però, ecco, confrontandomi con altri direttori artistici di altri festival o istituzioni concertistiche e orchestrali, si nota obiettivamente una flessione dopo del Covid e su questo bisognerà riflettere su quali strategie, non solo per attrarre l'attenzione del pubblico, ma per avere un equilibrio tra il contenuto di ciò che si propone e i mezzi e appunto la possibilità di coinvolgere la società e la cultura in cui siamo. Ecco, la musica da questo punto di vista è un linguaggio molto astratto che riesce a legarsi anche molto bene con altri ambiti e anche altre discipline artistiche e di cultura, quindi credo che questa trasversalità debba essere un obiettivo da seguire con molta attenzione, facendo rete, ma anche in una situazione di limitazione economica oggettiva le idee non possono mancare. Ecco, la parte economica può essere anche minima, ma le idee devono essere sempre molto forti e bisogna avere la sensibilità di captare quello che sta accadendo intorno a noi per fare in modo che una programmazione come questa, come quella sinfonica, possa trovare delle ragioni profonde per attrarre il pubblico. Ecco, perché una persona paghi il biglietto e venga la sera a sentire l'orchestra di Padova in uno dei luoghi della città, oppure in Veneto o altrove, devono esserci delle motivazioni attraenti, diciamo, certo. forti. Attraenti che sono i personaggi, ma sono anche, noi non abbiamo parlato ancora di tutti gli ospiti che verranno, casomai facciamo una carrellata dei principali protagonisti, sì. Però ci siamo concentrati più sulle scelte musicali, diciamo, sì. E che anche quello sicuramente è un canale importante ovviamente per attrarre il pubblico. Credo che questo
innesto tra diverse arti già nel nome di questa stagione sia molto chiaro. I melomani sono i benvenuti in questa stagione ovviamente, e quindi già così c'è una specie di... Sì. Diciamo che c'è un equilibrio, ho cercato un equilibrio tra giovanissimi talenti che debutteranno con l'orchestra. Penso stasera a Michele Spotti, che è un direttore che non ha nemmeno 30 anni, sta appunto svolgendo una carriera internazionale di grande rilievo, e quindi siamo ben felici di aprire proprio la stagione dando spazio a giovanissimi talenti internazionali, italiani e non solo. Vedremo che già dal prossimo concerto abbiamo un'altra giovane direttrice, Maria Badstue, che anch'essa è sui 30 anni, diciamo così, e che debutta con l'orchestra di Padova. Ecco, dicevo, cerco un equilibrio invece anche con figure che invece ritornano perché sono gradite all'orchestra. Penso a direttori tedeschi come Roland Boe e anche a Wolfram Christ, un direttore che già ex prima viola dei Berliner e che dirigerà l'orchestra tra un anno esatto, a settembre 2023, al Festival di Lucerna, che è uno dei festival più importanti al mondo. Che era venuto con Sollima. Che aveva già diretto con Sollima e anche in precedenza lo scorso anno, ed è una figura molto, molto autorevole e che ha una storia molto importante. Leggo qui solo una carrellata: Gabriela Montero, per esempio, grandissima violinista, poi ancora... Pianista, sì. Sì, pianista, e poi... Dica lei perché li conosce tutti meglio. Beh, poi diciamo che avremo una serata dedicata all'opera integrale di Stravinsky, che ho intitolato così, Tutto in una sera, perché ci sarà l'opera per pianoforte e orchestra di Stravinsky che verrà eseguita in una sola sera. Personalmente le letture integrali mi attraggono molto perché offrono in uno spazio di tempo relativamente stretto una visione globale al pubblico. Ecco, credo che questo sia importante. Con Maurizio Baglini al pianoforte. Con Maurizio Baglini come solista. Poi ci sarà anche, sempre a gennaio con l'anno nuovo, ci sarà un'altra rarità di Respighi, il poema autunnale, che verrà eseguito da Marco Rogliano, che è violinista e solista, che collabora con noi anche come primo violino in questa stagione. Poi abbiamo nomi internazionali, Gerard Corsten sarà presente per la Lobgesang di Mendelssohn con il coro di Paolo Piana, il coro di Piazzolla sul Brenta. Poi avremo ospiteremo l'orchestra dei pomeriggi musicali con James Fedek, sempre nel mese di marzo, e avremo altri debutti, per esempio Karen Durgarian con l'Orpheus di Stravinsky e la quinta sinfonia di Mendelssohn. Poi un altro concerto molto importante che vedrà il debutto di un giovanissimo violoncellista, Ettore Pagano, che eseguirà musiche di Tchaikovsky, le variazioni rococò e Respighi, e con questo programma, insieme al concerto per orchestra di Bartók, che lo replicheremo appunto subito dopo a Milano, e poi fino al concerto conclusivo, che sarà ancora un omaggio incrociato tra il classicismo mozartiano e il 6-700 di Casella, che rilegge Domenico Scarlatti. Ecco, quindi c'è sempre questo, come dire, taglio trasversale attraverso le epoche. Quindi la finale ci riporta all'inizio a queste voci d'Orfeo e a De Chirico che era molto legato ovviamente anche avendo realizzato le scenografie all'epoca per delle opere di teatro musicale dello stesso Casella, quindi sono due figure collegate, e non è un caso appunto che la locandina abbia questo quadro del 72, l'Orfeo solitario, in cui De Chirico riprende i temi della metafisica di 60 anni prima. Ecco. Anche dei ritratti ha fatto di Casella, molto belli. Sì, sì. Ecco, e insomma vi abbiamo dato un po' un quadro di quello che sarà la stagione, poi il bello è viversela, no? Andare lì e ascoltarla, poi anche tutti insieme in sala, fa meno freddo, quindi speriamo di riscaldarci. Speriamo di scaldarci anche ascoltando questi concerti
facciamo una battuta, ma invece il tema purtroppo è veramente molto serio. Ho visto che una cosa bella che ritorna quest'anno sono le prove aperte con il pubblico. Sì, questa è diciamo un'occasione molto importante, praticamente da quasi 3 anni si era interrotta con il Covid e finalmente possiamo riaprire le prove generali non solo al pubblico in generale, in particolare alle scuole. Abbiamo avuto una risposta di partecipazione da parte di diversi istituti scolastici altissima, devo dire che questo ci fa ben sperare e ci permette anche di diffondere in maniera più ampia i contenuti della stagione stessa, con delle presentazioni per il pubblico dei programmi, alcune le farò io personalmente e questo è importante perché ci permette anche di avere una vicinanza con la città ma anche con le giovani generazioni. Io credo che sia molto importante far conoscere questi contenuti e la ricchezza di questo linguaggio musicale ai giovani e quindi le scuole sono uno dei luoghi ideali per diffonderle. Anche perché tante volte, appunto, soprattutto quando si incrociano anche nuove programmazioni nuove, musiche che magari sono anche meno conosciute, c'è anche un po' di diffidenza, no? E va un po' sconfitta perché magari uno non si avvicina perché non conosce. Se tu dai già una lettura di quello che si andrà ad ascoltare è molto formativo e questo aiuta anche poi l'ascolto moltissimo. La fiducia verso il pubblico deve essere totale e la diffidenza che ci può essere talvolta proprio, ma non da parte del pubblico, certe volte da parte di chi fa proprio programmazione perché teme che il pubblico possa essere chiuso. Io non ho mai pensato, almeno nella mia esperienza anche di musicista, non ho mai trovato questa chiusura. Io penso che sia molto curioso, deve essere chiaramente messo nelle condizioni giuste per poter seguire e poter appropriarsi di certi contenuti, ma non si tratta di una complessità del linguaggio musicale o di una semplificazione, ecco, perché la banalità credo che non attragga nessuno, quindi io penso che invece la ricchezza e la profondità dei contenuti sia un elemento a cui il pubblico e i giovani in particolare possano essere molto sensibili. L'abbiamo vista alle prese con diverse sperimentazioni anche per collocare l'orchestra in questi negli ambiti, le orchestre non sono state sempre collocate nelle stesse posizioni. Mi ricordo un bel concerto al Santo distribuito anche nelle navate e nei corridoi del perimetro della Basilica, o anche quando avete ospitato Manzoni, diversi cori. Come sarà quest'anno? Ci sono anche delle sperimentazioni o delle cose un po' particolari da vedere anche visivamente, interessanti? Sì, la ringrazio perché lei tocca un argomento molto importante, cioè musica e architettura, ovvero musica e spazio. Sono due elementi molto collegati. Ricordo che proprio a luglio scorso abbiamo con l'orchestra e io stesso eseguito un brano poco conosciuto di Mozart per 4 orchestre e i musicisti stavano in 4 punti dell'Orto Botanico Antico, hanno suonato dentro le aiuole. Questo per dire il pubblico era all'interno di questo perimetro, non assisteva a un evento musicale ma era immerso in esso. Quindi questo fa capire, e stiamo parlando di un lavoro del Mozart giovanile, di un Mozart non ancora ventenne. Quindi io credo che questo legame tra musica e spazio, tra musica e luogo sia assolutamente da seguire, non solo per quello che ha accennato lei, cioè le esperienze di Veneto Contemporanea, che è una sorta di contenitore musicale più sperimentale, anche se il prossimo anno lo sarà in una maniera diversa dal solito, che poi magari avremo modo di parlarne. Le porte sono aperte. Adesso abbiamo solo un minuto, non ce la facciamo, abbiamo solo il tempo di dire ci sarà il concerto di Natale, come sempre nella Basilica del Santo. Sì, saranno con musiche di Handel, Haydn e la direzione di Filippo Maria Bressan. Ah, ecco, dai, abbiamo citato anche questo che ci tenevo perché Natale si avvicina, insomma, e non può mancare il concerto di Natale 100% nella programmazione. natalizio quest'anno. Esatto, 100% natalizio.
Va bene, in bocca al lupo. Grazie. Questa sera inizia la stagione all'Auditorium Pollini, lo ricordo, dell'Orchestra di Padova e del Veneto, e poi si continua appunto fino a Primavera Inoltrata e sarà una bella cavalcata con questo leitmotiv delle sinfonie di Mendelssohn, ma anche con tante pagine interessanti e nuove, e un lavoro veramente importante con la Fondazione Cini, con Ottolino Respighi, i canti di Puccini, insomma tante cose da vedere e da gustare. In bocca al lupo, grazie di essere stato con noi. Grazie. E grazie anche al nostro pubblico. Buona giornata a tutti.